Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tanta cronaca anche oggi, fatti gravissimi, uno studente picchiato selvaggiamente davanti alla scuola da una baby gang, è stato pare scelto a caso ed è stato poi preso a calci e pugni, e poi la profanazione di una tomba susegana, la tomba di una donna morta nel 2010, aveva 35 anni, si sta seguendo la pista satanica e molto altro ancora, quindi state con noi perché poi nella seconda parte avremo anche il maestro Diego Basso, parleremo di un grande concerto sui Queen, e l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Ma andiamo subito in diretta a Padova da Valentina Visentin, perché giovedì è attesa la grande manifestazione degli agricoltori con centinaia di trattori in Prato della Valle. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, io mi trovo in Prato della Valle dove giovedì è previsto l'arrivo della grande manifestazione degli agricoltori non solo padovani ma di tutto il Veneto, anzi le adesioni stanno arrivando anche da fuori regione. Proprio per i numeri imponenti che potrebbero arrivare in città, forse si sta pensando a ridefinire proprio per garantire maggiore sicurezza e anche maggiore gestione della viabilità padovana e cittadina, di spostare la manifestazione da Prato della Valle in un altro luogo che potrebbe essere lo Stadio Ganeo. Ci sono vari presidi da cui partiranno i cortei dei trattori, ma è verosimile che, vista poi il numero imponente di adesioni a questa manifestazione, e basta anche ricordare i numeri che sono stati fatti la settimana scorsa a Rovigo, quando a sfilare erano stati più di 900 trattori per le strade della città di Rovigo, e quindi insomma si sta ridefinendo la questione viabilità e sicurezza proprio per garantire al meglio la manifestazione di questi tantissimi agricoltori. Noi abbiamo ascoltato i loro problemi, le loro richieste, le abbiamo sentiti a Rovigo la settimana scorsa, le abbiamo raccolte anche questa mattina, perché sono molte le richieste che fanno gli agricoltori. Come vedete, la manifestazione ha un risalto nazionale perché sono arrivati anche a Roma. Tra i tanti temi ovviamente il costo del gasolio, lo stop, l'eliminazione dell'IRPEF, ma soprattutto la tutela dei loro prodotti, perché si battono per garantire un equo costo della materia prima. Il nostro lavoro si riversa nelle tavole dei consumatori. E noi in attesa appunto di vedere la manifestazione di giovedì, che seguiremo ovviamente, vi mostreremo e vi racconteremo come abbiamo fatto con quella di Rovigo. Questa mattina abbiamo sentito alcuni degli agricoltori e io, dandovi la linea, vi lascio con le parole degli agricoltori che ci hanno ribadito i motivi della protesta che arriverà giovedì qui anche a Padova, toccando appunto un'altra città importante del Veneto. Da Prato della Valle è tutto, io vi lascio con le dichiarazioni degli agricoltori, restituisco la linea allo studio. Le spese sono alte per noi e il ricavo è proprio il minimo per neanche sopravvivere. A me interessa dignità al mondo agricolo e essere liberi di lavorare. Voi volete far conoscere, far capire alla gente la vostra protesta, che non è una protesta solo vostra, ma che riguarda tutti noi e quello che portiamo nelle nostre tavole. È verissimo, noi ci siamo mobilitati per far capire alla gente comune, non solo agli addetti ai lavori, alla gente comune, quello che fa l'agricoltore, perché altrimenti ci dimentichiamo, corriamo in macchina, guardiamo il cellulare, non guardiamo più il lato delle strade. Ci rendiamo conto solo quando andiamo sul mercato e guardiamo i costi. I costi che troviamo alla vendita e all'acquisto sono un divario enorme. Noi produciamo prodotti di qualità, produciamo prodotti sani, si parla di green. Quando si parla di green è un insieme di cose che deve essere ben spiegata, perché il verde non è solo non buttate veleni, pesticidi, che pesticida non è neanche un termine esatto, perché si parla di fitofarmaci e di antibiotici per gli animali. Vorrei fare un appunto anche su questo.
Per quanto riguarda gli antibiotici e i fitofarmaci che usiamo, abbiamo dei regolamenti che sono molto stretti. Siamo controllati, abbiamo tesserini. Chi non ha il tesserino e quindi non si aggiorna, non può neanche usarli. Quando si parla che la gente, l'agricoltore distrugge, inquina, ma non è vero. L'agricoltore vive sulla terra, ama la terra, ce l'ha nel sangue la terra. Non può distruggere, non può, perché è il suo essere, il suo vivere. Vi aspettate un po' di solidarietà delle persone? Noi abbiamo fatto diverse manifestazioni, abbiamo visto che la gente quando passiamo con i trattori ci applaudono, ci fanno bravi, andate avanti, ci incoraggiano perché comunque ognuno mangia, ognuno va al supermercato, cioè la vita viene dalla terra. La vita viene dalla terra, dicono giustamente gli agricoltori. Vediamo i titoli dal Gazzettino, il principale quotidiano del Nord-Est. Baby gang, pesta sangue, uno studente, come vi dicevamo in apertura, scelto a caso, calci e pugni davanti alla scuola. Sentiremo tra poco al telefono Anna Maria Parisi e poi riesumato il corpo di Liliana Resinovic alla presenza del marito e dell'amico che ha lasciato sulla tomba una rosa e un biglietto. E sulla riesumazione del corpo di Liliana Resinovic sentiamo il servizio della nostra redazione di Trieste. Ecco che la bara viene alzata con la massima cura, collocata nella sua copertura di zinco e posizionata con la massima delicatezza, facendo attenzione ovviamente a non scalfire nulla. I tecnici delle onoranze funebri San Giusto si stanno avvicinando con altri strumenti, credo, atti al trasporto del feretro ricoperto dalla bara di zinco. Ecco qua la fase finale di questa operazione, un carrello esattamente che serve proprio per il trasporto del feretro stesso, che viene portato fuori dalla zona perimetrata da questo nastro messo dalla polizia scientifica. L'area del campo 11 del cimitero di Sant'Anna delimitata fin dalla sera prima. Oggi le operazioni di estrazione del feretro dall'oculo 214. La bara sigillata verrà trasferita a Milano, nell'obitorio dell'università dove lavora l'antropologa forense Cristina Cattaneo, che insieme al suo team di esperti condurrà la nuova autopsia sul corpo della 63enne di via Verrocchio. È iniziata stamattina alle 9 l'estumulazione del feretro, alla presenza del personale del cimitero, di quello delle onoranze funebri e dei tecnici addetti alle operazioni. Il tutto sotto la supervisione della squadra mobile e della polizia scientifica. Tra i presenti, oltre ai tanti giornalisti e operatori di testate locali e nazionali, anche l'amico di Liliana, Claudio Sterpin, in cimitero fin dalle 8 di mattina. Poi è arrivato Sebastiano Visintin. Il marito di Liliana è apparso emotivamente provato mentre assisteva alle operazioni e non è riuscito a trattenere le lacrime. Un momento molto duro, guarda. Le operazioni di estrazione della bara sono durate circa mezz'ora. Prima gli operatori hanno provveduto a eliminare tutti i gas presenti nel terreno con una pompa di drenaggio fatta calare dentro all'oculo. Poi è stato agganciato al feretro il verricello per l'estumulazione. Infine la bara è stata chiusa nel vano del furgone delle onoranze funebri e portata fuori dal cimitero sotto la scorta della squadra mobile. Ecco, la bara viene collocata nel vano del furgone delle onoranze funebri dai tecnici addetti e adesso verrà chiuse le porte e si procederà con l'ultima fase, ovvero quella del trasporto. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione triestina con Tele4. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Anche il Corriere del Veneto apre con questa aggressione della baby gang a un ragazzo fuori da scuola davanti agli insegnanti. C'è anche una foto, vedremo di trovare anche il video. Torna a giocare il calciatore condannato per uno stupro e scagionato dal secondo, e qui parliamo dell'ex Virtus Verona. Il primo trapiantato con un cuore fermo, vivo con un organo che non batteva più, ora prego per il donatore. Per quanto riguarda i licei del Made in Italy è un flop, il nuovo indirizzo in Veneto non parte e poi la rapina al Vale Center, si analizzano capelli e tracce, i RIS sono a lavoro sull'auto della banda, sono gli uomini armati che hanno anche preso in ostaggio una commessa, per fortuna non l'hanno portata via
per la loro fuga. Vediamo un servizio in cui c'è la notizia di una ricce trasmittente ritrovata all'interno del negozio che può aiutare gli inquirenti a identificare i rapinatori. Il filmato rubato con un cellulare durante il raid li ritrae freddi e decisi come probabilmente solo un gruppo di professionisti saprebbe essere mentre rapina la gioielleria di un centro commerciale affollato. Eppure anche il comando che il 7 febbraio ha impiegato circa 2 minuti per rubare preziosi per oltre 300.000 euro dalla Gioielli di Valenza al Vale Center di Marcon potrebbe avere commesso un errore decisivo. Se infatti la piccola ricce trasmittente, che pare essere stata rinvenuta nel negozio e appartenuta ad un membro della banda, potrebbe offrire dettagli preziosi alle indagini dei carabinieri. Non è certo la prima volta che in colpi così organizzati le comunicazioni tra chi è dentro e chi è fuori avvengono con queste apparecchiature e anche se l'utilizzatore della ricce trasmittente avesse osservato l'accortezza di indossare sempre dei guanti per evitare di lasciare impronte digitali, un contatto con un'altra parte del corpo, come l'orecchio o la bocca, potrebbe bastare ad aver lasciato una traccia di DNA tale da tradirne l'identità. E questa comunque è solo una delle piste che stanno battendo gli inquirenti. I nodi da chiarire rimangono tanti, dalle modalità della fuga, per le quali si stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere che monitorano il traffico, al raffronto con altri colpi dalle caratteristiche simili avvenuti in altre località del nord Italia, o ancora le piste dei ricettatori che possono aver messo le mani sul bottino, o l'origine di armi di grosso calibro tutt'altro che facili da reperire. Servizio di Filippo Fois, una macabra scoperta nel cimitero di Susegana, è stata profanata la tomba di una donna di 35 anni che era morta nel 2010, si segue tra le altre anche la pista del rito satanico. Andiamo subito in diretta da Edi Kaliman. Esatto, direttore, buongiorno ai telespettatori, hai detto bene, anche il rito satanico è una delle piste che si stanno seguendo per la profanazione della tomba di una donna che morta nel 2010 aveva 35 anni, una giovane donna. Questa tomba si trova nel lato a nord-ovest del cimitero dove siamo a Ponte della Priula, è una zona che ci dicono le persone che sono arrivate qui questa mattina per dare un saluto ai propri cari, è una zona molto nascosta, non è illuminata, ci sono moltissime persone che vanno a salutare i loro cari durante le giornate in quel lato, un lato relativamente nuovo, un sito in ingrandimento tra l'altro. La tomba della giovane donna è stata trovata ieri da un'amica di famiglia che ha subito avvisato la madre della donna, completamente divelta, nel senso che, direttore, la lapide è stata trovata per terra e la bara profanata. Subito le indagini, subito sul posto i carabinieri con indagini tuttora in corso per accertare il motivo di quanto accaduto e perché soprattutto si segue la pista del nascondiglio per sostanze stupefacenti, oggetti illeciti o comunque anche appunto, come dicevi tu, il rito satanico. Direttore, se sei d'accordo ti faremo sentire un po' di voci che abbiamo raccolto qui nel cimitero oggi, sentiamo un po' l'umore delle persone oggi a Ponte della Priula. È una cosa disumana, io dico, cioè una cosa che proprio non ci sta, non lo so neanche il perché. Sì, che pongono tutti delle domande. Profanare una tomba è una cosa molto difficile, cioè difficile da capire, non so neanche io cosa dirle. Malvagità, non sa cosa posso credere una roba del genere. Non so della vita cosa che vogliono. Volevano nascondere delle cose? Non so, là le robe molto delicate che si arrangiano lì. Diciamo che in questa gioventù penso che sia, perché non penso sia una persona della nostra età, ma questa gioventù non sa più cosa fare per passare il tempo. Vede che siano giovani. Sono delinquenti perché sarebbe forse poco anche. Allucinante, non ho parole, sono cose che non possono esistere. Una cosa bruttissima, perché non lasciano in pace neanche i morti. Non lo so, non saprei che dire di questa cosa.
Inquietudine, rabbia e sconforto abbiamo sentito, direttore, qui a Ponte della Priola questa mattina. Noi possiamo già dirti che la bara della ragazza è stata portata in obitorio per essere ripristinata, la lapide è stata risistemata questa mattina, è tutto a posto, ci sono anche dei fiori nuovi, dei fiori freschi, delle rose rosa. Direttore, da Ponte della Priola ti restituisco la linea. Edi Kaliman, andiamo avanti con la cronaca nera, sgomento a Fontanelle dopo il fatto gravissimo di una madre e un figlio minacciati dai rapinatori e caccia all'uomo ovviamente con le indagini dei carabinieri. A me no, a mio figlio sì. A suo figlio hanno puntato la pistola? Sì, perché volevano i soldi, ecco, e basta. Cioè, dopo quando hanno preso i soldi sono andati via, no? Nessuno al momento può sapere se quella fosse un'arma vera o giocattolo. Quello che è certo è che è stata brandita per incutere timore e arrivare dritti al bottino. Sono le 21:30 circa di sabato sera in questo gruppo di case tra i campi a Fontanellette di Fontanelle. Lenis Baseotto, 65 anni, si trova all'interno della sua abitazione al piano terra con il figlio 35enne. Io ero in cucina, stavo lì e quindi ho sentito un rumore, ha rotto il vetro. Questione di pochi secondi e qualche metro, la donna cambia stanza per capire cosa è successo, inizia l'incubo. Loro stavano entrando da questa finestra, io li ho trovati in camera da letto, tutti e tre. Erano travisati? Sì, erano travisati, avevano il passamontagna, i guanti, scarpe a ginnastica, pantaloni scuri, anche tutte da mimetiche, insomma, ecco. Che accento avevano? Un accento straniero, però non so di preciso di che tipo, se forse dell'est, però non sono proprio sicura. Lenis si trova quindi faccia a faccia con un comando. È lei stessa ad attirare l'attenzione del figlio che accorre. Sono attimi concitati e c'è poi quell'arma che incombe su di loro. I tre delinquenti si fanno così consegnare le chiavi di una piccola cassaforte dove si trovano dei contanti e dei monili, ricordi di una vita. E noi siamo stati lì seduti, anche perché c'era uno che ci guardava, ci controllava, quindi si poteva... Non vi hanno messo le mani addosso? No, assolutamente no. No, ci hanno detto star tranquilli e basta, non c'era niente. Ma come si fa a star tranquilli in questi Si cerca, bisogna, perché d'altra parte cos'è che fai? Niente, non puoi fare niente. Il bottino alla fine ammonta a circa 2.000 euro con la banda che si dà alla fuga a piedi. Non è escluso che ci fossero altri complici ad attenderli. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Fontanelle con il nucleo operativo della compagnia di Conegliano, ma per la signora Lenis la speranza è soltanto una. Speriamo che non tornino più che altro, ecco. Intervista di Christian Arboit. E i ladri sono entrati anche nella casa del cognato della signora mettendola a soqquadro. Per fortuna che eravamo via, perlomeno non li ho visti come mia cognata di qua, che lei se li ha trovati davanti e con un'arma puntata anche. Non so a questo punto come siamo arrivati. Parla nonostante tutto di fortuna Costantino Dalbò, perché sabato sera nella sua casa di Fontanellette non c'era nessuno quando i ladri hanno fatto irruzione. Non ha subito quindi la sorte toccata poco dopo a cognata e nipote, vicini di Pianerottolo, che i delinquenti se li sono trovati davanti. Restano però l'amarezza e la paura, oltre ai danni materiali e al caos, come documentano queste foto scattate al rientro. Sono entrati da una finestra con il solito buco, trappano e basta. E cosa vi hanno portato via? Degli orologi e soldi no, niente, perché a parte che non ne abbiamo più casa. Soldi, 2 catenine d'oro e orecchini e il disastro in casa. Terra, perché sono venuti penso dai campi. Dopo io sono andato a vedere, ma non si riesce a vedere da dove sono entrati. Il sospetto che il comando sapesse dove colpire il signor Dalbò ritorna con la mente a un episodio dell'autunno scorso. Noi abbiamo avuto una segnalazione fine ottobre, primi novembre. Eravamo distesi sul divano e ci è arrivato dentro un fascio di luce. E dopo io sono uscito, però non ho più visto niente.
Alla famiglia Dalbò ha portato la sua solidarietà la sindaca Sessolo. Proprio in queste settimane l'amministrazione sta approntando il nuovo sistema di videosorveglianza. Furti, soprattutto anche qui nella zona dell'Opitergino Mottense e anche a Oderzo qualche giorno fa, ne stanno accadendo, ne stanno succedendo, però ecco, c'è una dinamica come questa, ecco, in questi giorni è la prima che sentiamo ed è ovviamente un fatto che ci ha scosso e che ci scuote ovviamente. Bisogna che il governo nostro prenda qualche provvedimento, perché così non si può andare avanti. No, perché sono stati qua da me, ma per tutte le famiglie si può andare avanti così. A casa tua ti vengono dentro e non puoi fare niente. Perché anche se fai qualcosa, dopo cosa fanno? Vai in mezzo a te. E loro sono liberi, tranquilli. Loro non hanno niente da perdere, loro ti fanno tutto. Sentiamo la testimonianza di un nostro telespettatore che ci ha raccontato di aver cacciato i ladri urlando proprio, avendoli visti davanti alla porta. Vediamo. Non si allenta la morsa di criminalità, un'ondata di furti in tutto il territorio che non sembra fermarsi. Sono tantissime le segnalazioni a Rete Veneta di cittadini e telespettatori che ogni giorno raccontano di furti o incursioni sventate. È il caso di un residente di Breganze, di via Testolini, che vuole rimanere anonimo per paura di ripercussioni. Non è riuscito a entrare, ha cominciato a gridare e questo ha capito, è fuggito verso la piazzetta che abbiamo di qua. Sono riuscito per vedere che è saltato la recisione, c'è un'altra macchina appostata già in posizione e sono partiti da tutto spago. Una tentata incursione finita con una fuga su un'auto bianca, una zona, quella di via Testolini, che non trova pace. Pochi giorni fa, infatti, i malviventi si sono introdotti dalla finestra di un'altra abitazione rubando denaro e gioielli. Quel persiano spesso li tira giù, quindi anche sono andati con calcavide, con un attrezzo e hanno tirato su la stina delle finestre, no? Sono bravi perché conoscono. Servizio di Sharon Di Carlo, adesso consoliamoci con le penne nere, andiamo a Vicenza a sentire le ultime novità sulla Dunata nazionale del 2024. A te Daniele Garbin. Sì, grazie direttore, buongiorno ai telespettatori da Vicenza. Siamo nel municipio, a Palazzo Trissino. Tra qualche minuto qui proprio nella sala Stucchi ci sarà un momento importante nel marcio di avanzamento proprio verso la Dunata, con il presidente nazionale Sebastiano Favero e Maurizio Pinamonti, presidente dell'associazione Dunata Nazionale. Oggi, come dicevo, la Dunata è un momento particolare per la Dunata perché si firma una convenzione ufficiale con il comune, con l'associazione Alpini, proprio traccerà le basi di questo rapporto che poi porterà piano piano a quello che cosa accadrà, Presidente. Oggi firmiamo quelli che erano gli accordi presi in forma informale prima della Dunata e che vengono oggi sanciti con la convenzione che viene firmata tra il comune di Vicenza, quindi col sindaco, e la SRL Adunata Vicenza e garantita ovviamente anche dalla presenza ovviamente dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi del presidente dell'associazione. È il momento finale da un lato sotto il profilo formale, ma è l'avvio e l'inizio ovviamente di tutte quelle operazioni ancora necessarie per poter garantire che la Dunata venga svolta come sempre nel modo migliore. Ecco, è una fase di avanzamento a tappe, in questo momento siamo proprio di ritorno, li abbiamo intercettati proprio pochi minuti prima da una visita al Vescovo. Cosa vi siete detti? Sì, abbiamo fatto una visita che era formale e anche informale, se vogliamo. Formale perché abbiamo comunicato e concordato col Vescovo quella che è la parte ovviamente religiosa, che sarà la messa celebrata in Duomo il sabato alle ore 16. Ma l'abbiamo anche ringraziato perché sia la diocesi sia le parrocchie si sono resi disponibili ad ospitare tanti dei nostri alpini. Quindi una collaborazione, vorrei, stretta e diretta. Lasciatemelo dire, d'altronde non poteva non essere così, visto che il Vescovo ha le stesse origini del Presidente nazionale, siamo tutti e due trevigiani. Ecco, a proposito di ospitalità, passiamo la parola adesso con il Presidente. 3 settimane dicevamo che c'è un sito aperto per le prenotazioni e siamo già praticamente sold out, è così? Sì, sicuramente è stato un afflusso di richieste delle prenotazioni che ce le aspettavamo, ma così immediate, proprio ci ha dato molta soddisfazione nel vedere la condivisione alla partecipazione a questa grande adunata, come sarà la Dunata di Vicenza.
Abbiamo messo a disposizione 34 palestre dove ci saranno i pernottamenti con le brandine, quindi al coperto, e sono già tutti prenotati. E tutte le aree che abbiamo messo a disposizione abbiamo ancora degli spazi disponibili e stiamo valutando di trovare altri spazi, altri posti sia al coperto che all'esterno, proprio per dare una risposta ai nostri alpini. 400 attendamenti anche, ci sono numeri importanti. Chi volesse partecipare cosa può fare ancora in tempo in qualche modo? Sì, adesso noi abbiamo momentaneamente sospeso le prenotazioni attraverso il nostro sito proprio per garantire l'organizzazione nostra e per poter dare una risposta precisa. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore apriremo per un ulteriore spazio di altre circa 400 persone che potrebbero arrivare. Bene, grazie. Allora, direttore, se non hai domande da fare in più, ecco, io ti restituisco la linea e soprattutto liberiamo per la firma ufficiale tra qualche minuto. Grazie Daniele, grazie, un saluto ai rappresentanti delle penne nere che hai appena intervistato in vista di questa adunata del 2024 a Vicenza. Purtroppo ripiombiamo nella cronaca nera perché c'è stato, vi dicevo in apertura, un fatto gravissimo a Mestre, uno studente aggredito da una baby gang, pare scelto a caso. Sentiamo in collegamento telefonico Anna Maria Parisi per i particolari. Anna. Sì, buongiorno direttore, il fatto è accaduto sabato scorso, 10 febbraio, all'uscita da scuola, anzi dal liceo, si parla del liceo scientifico Giordano Bruno in via Vissuola. Erano le 12 quando il ragazzino, sembra di età tra i 13 e i 14 anni, è uscito dalle lezioni, è uscito letteralmente dal cancello della scuola insieme ad altri amici, suoi compagni di classe, altri studenti. È stato accerchiato dal branco, si parla di un gruppo di almeno altri 5 ragazzini, quindi lo scambio di battute, insulti, spintoni, finché è stato circondato e preso a calci e pugni. Fortunatamente a sedare questa violentissima aggressione, peggio un pestaggio violento, così dalle fonti investigative, ovvero i poliziotti del commissariato di Mestre di via Carossa, subito intervenuti perché chiamati dai genitori e dagli insegnanti, a loro volta intervenuti per aiutare il povero ragazzo. Ora al vaglio delle telecamere di videosorveglianza i filmati, al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato appunto il violento pestaggio. Oggi a scuola non c'è nessuno, i ragazzi non ci sono perché oggi è l'ultimo giorno di carnevale e i ragazzi sono in vacanza da scuola da lunedì, da ieri fino a domani, mercoledì, rientreranno giovedì. Quindi dicevo è stato salvato da professori e da genitori. Ora il liceo ha deciso di presentare denuncia e alcune indicazioni utili, ripeto, su quanto avvenuto arriveranno certamente dai filmati di telecamere di sorveglianza dell'istituto scolastico. E da Mestre è tutto, linea a te direttore. Grazie Anna Maria Parisi da Mestre. Intanto è stato riacceso l'autovelox danneggiato quasi un mese fa nel Padovano a Santa Caterina d'Este. Era stato il primo di una serie di atti vandalici per i quali i carabinieri stanno ancora indagando e siamo come al solito sulle tracce di Fleximan. Vediamo. A un mese di distanza dal blitz di Fleximan, lo sconosciuto che ha segato il Velox di Santa Caterina d'Este, come si chiama il nuovo comune della Bassa Padovana, nato dalla fusione tra Carceri e Vighizzolo d'Este, l'apparecchio è stato riparato. Lungo la regionale 10, dunque, il Velox sta tornando attivo in queste ore e riprenderà così a emettere sanzioni per chi supera i 90 km/h. Dopo il gesto vandalico di Carceri, ne erano seguiti altri in Veneto con un certo rallentamento nelle ultime settimane. Se si sia trattato del gesto di un'unica mano o di più persone, questo stanno cercando di stabilirlo le indagini dei carabinieri che si muovono su più fronti. Sta di fatto che gli operai al lavoro sulla regionale hanno piantato un nuovo sostegno di ferro di supporto e riacceso l'apparecchio. Sarà la polizia del Montagnanese a gestirne il funzionamento.
l'amministrazione di Carceri, prima della fusione comunale, aveva già annunciato il ripristino del Velox, un Velox che fin dalla sua installazione aveva fatto molte vittime tra gli automobilisti. Dal 2018 circa 216.000 verbali e un incasso di 1,5 milioni di euro all'anno. E continua la lotta delle forze dell'ordine allo spaccio. A Padova arresti e denunce della squadra mobile nelle scorse ore. Ancora arresti e denunce della squadra mobile nella lotta allo spaccio di droga che la questura sta portando avanti con sempre maggiore determinazione, ma anche contro i furti. Infatti in via Rovigo i poliziotti sono intervenuti per un furto in abitazione. Dalla descrizione del ladro sono risaliti a un uomo che entrava in un bar convinto di averla fatta franca. Visti gli agenti e tentata la fuga, il 56enne è stato arrestato per furto aggravato. In tasca aveva un grosso cacciavite e un orologio restituito al proprietario. A San Giorgio delle Pertiche è arrestato un 24enne tunisino irregolare in Italia per spaccio. Gli agenti, appostati lungo una strada trafficata, avevano notato lo scambio di droga per soldi. Erano 4 dosi di cocaina e il giovane ne aveva altre 2 in tasca con hashish e 690 euro. È stata poi la volta di una donna che ha lanciato l'allarme per essere stata derubata a Padova della borsa e perché qualcuno stava usando le sue carte di credito. Il cerchio si stringe attorno a una 43enne brasiliana. Vengono recuperate le carte e alcuni oggetti appena acquistati. Lei e il complice, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati. Il 30enne del Gambia, fermato invece in via Trieste, a casa aveva droga e 2 pastiglie blu di MDA, considerata attualmente la droga sintetica più pericolosa in circolazione. Infine, denunciato per spaccio in Prato della Valle, un tunisino di soli 17 anni che aveva con sé cocaina e soldi, è stato affidato a una comunità per minori. In regia Francesco Cerone e Andrea Basso e il coordinamento di Lina Paronetto. Vediamo ancora sul fronte della cronaca, sono stati bloccati ed arrestati degli uomini che avevano rubato i telefoni cellulari in esposizione in un centro commerciale. Qui siamo a Vicenza. Il giudice questa mattina ha convalidato l'arresto del pregiudicato 30enne cittadino georgiano trovato in possesso di 3 telefoni cellulari del valore di oltre 1.000 euro ai quali aveva strappato le placche antitaccheggio. L'uomo con un complice era stato fermato dagli agenti delle volanti in un centro commerciale domenica pomeriggio dove erano stati segnalati 3 soggetti intenti a rubare i telefoni in esposizione. I poliziotti intervenuti tempestivamente erano riusciti ad arrestare per furto aggravato l'uomo che con il suo complice, che è stato denunciato, provenivano da Bolzano. Ha ancora in corso le ricerche del terzo malvivente che è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo della polizia. Ha incassato in nero oltre 400.000 euro e gestiva la doppia contabilità, quella ufficiale e quella non dichiarata, con un sofisticato software scoperto dalle Fiamme Gialle nel corso dell'accertamento. Nei guai è finito un noto dentista con studio in provincia di Treviso che ora, oltre a pagare le imposte evase, dovrà versare anche circa 300.000 euro di sanzioni. Il meccanismo era molto semplice. Ai clienti proponeva uno sconto se il pagamento della prestazione professionale veniva effettuato in nero anziché con regolare fattura. Uno sconto che doveva essere abbastanza consistente, visto che i pazienti, rinunciando alla fattura, rinunciavano anche alla possibilità di detrarre la spesa sanitaria dalla dichiarazione dei redditi. Già, perché il professionista in questione è un noto dentista con studio medico in provincia di Treviso. Con questo sistema negli anni il dentista era riuscito a nascondere al fisco incassi consistenti. Con riferimento agli anni d'imposta dal 2017 al 2022 non ha dichiarato compensi per 408.000 euro e ha invece contabilizzato costi indeducibili per ulteriori 285.000 euro per una complessiva base imponibile sottratta a tassazione pari quasi a 700.000 euro. Singolare e sofisticato il metodo utilizzato dall'odontoiatra per nascondere gli incassi non fatturati. Abbiamo scoperto che il software che l'odontoiatra utilizzava per gestire gli appuntamenti con i clienti, le schede mediche e le fatturazioni veniva invece utilizzato per di fatto tenere una doppia contabilità. A fianco della contabilità ufficiale, il professionista ne aveva un'altra, ovviamente non esibita nel corso del controllo, nascosta nel gestionale dello studio ed individuata dalle Fiamme
gialle, è stato così ricostruito il reale volume d'affari del dentista, con un totale di imposte evase tra IRPEF e IRAP di 330.000 euro. E purtroppo vi abbiamo detto del 18enne che è morto improvvisamente a Casella d'Asolo, si è sentito male in cucina, stroncato da un infarto ed è stato ritrovato dal padre. Andava nella stessa scuola in cui era morto, che frequentava Timothy, morto in un incidente stradale sempre nei pressi di Asolo. Momenti concitati questa mattina in via Marquai a Casale d'Asolo. Uno studente 18enne, Adel Alvarez, si è sentito male mentre si trovava in cucina. A trovarlo ormai incosciente il papà, che ha immediatamente lanciato l'allarme al suo M118. Il genitore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto è arrivata anche l'automedica con infermiere e medico di Pedemontana Emergenza e l'elisoccorso da Treviso con l'equipaggio completo, che è atterrato in un campo vicino a via dell'Artigianato a Casale d'Asolo. Per 25 minuti medici ed infermieri hanno tentato di rianimarlo cercando di strapparlo alla morte. Purtroppo il cuore del 18enne non ha più ripreso a battere. Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso del giovane. Nell'abitazione, stravolti dal dolore il papà e la mamma, che si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale. Il ragazzo di 18 anni, studente, originario di Santo Domingo, viveva in un'abitazione in un quartiere residenziale. La notizia ha subito iniziato a girare. La comunità, i vicini e gli amici del ragazzo sono sotto shock per questa tragedia. Il servizio di Daniela Sizzia è sospettato di avere ceduto una dose di eroina con cui un 26enne di Breda è andato in overdose. Questo un giovane tunisino di Mogliano che è stato denunciato dai carabinieri. Un 25enne tunisino residente a Mogliano Veneto è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Maserata sul Piave, secondo i quali il giovane sarebbe il responsabile della cessione di una dose di eroina a un 26enne di Breda di Piave, colto poi da malore per sospetta overdose. Quando si è sentito male il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso. Non ha rischiato la vita ma ha dovuto sottoporsi a una serie di trattamenti. L'esame del suo smartphone ha permesso ai militari di risalire al fornitore della droga. Il risultato essere il 25enne di Mogliano, già aggravato da alcuni precedenti penali, che per questo motivo ha subito anche una perquisizione domiciliare. A conferma della sua attività di spaccio sono stati rinvenuti 2 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Servizio di linea Paronetto, adesso andiamo a Bassano del Grappa dove continuiamo la nostra inchiesta sulla chiusura di negozi. Il centro si sta desertificando. Andiamo di nuovo in diretta da Sharon Di Carlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi sono qui con l'assessore al bilancio Marco Vidale, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno al direttore, buongiorno a tutti. E camminiamo per via Roma perché vi facciamo vedere con le immagini di Renzo Rigon i negozi appunto che sono chiusi, negozi che sono chiusi da molto tempo. Assessore, qual è la situazione qui a Bassano del Grappa? Sembra molto grave. La situazione è sicuramente preoccupante perché ogni giorno c'è qualche attività che chiude, qualche negozio che si svuota. Sicuramente oltre al problema economico c'è anche il problema sociale, di ordine pubblico, perché chiudendo negozi c'è meno movimento, meno persone che frequentano il centro storico e quindi anche una questione di sorveglianza attiva, diciamo così. Ci sono anche meno luci la sera? Ci sono anche meno luci alla sera e questo appunto è un problema che, come dicevo prima, di sorveglianza che ovviamente non essendoci luci, non essendoci persone, attiri criminalità, vandalismi, persone poco raccomandabili. Ma assessore, facciamo un attimo il punto. Qual è il tema? Perché chiudono i negozi in centro storico? Qual è il motivo? Forse prezzi troppo alti? Qual è il motivo secondo lei? Ma ci sono più motivi, secondo me. Uno è anche il mercato, i mercati che cambiano, insomma l'evoluzione dell'economia purtroppo e soprattutto alla luce anche del cambiamento dei mercati c'è anche un aumento del costo dei prezzi dettato sia dalle varie situazioni economiche che stiamo vivendo e anche un aumento non solo degli affitti ma anche delle utenze, di tutti i costi che coinvolgono un'attività economica. Quindi sicuramente la causa non è solo una, è da ricercare sia in fattori che non dipendono dal proprietario
vendita dell'immobile dall'amministrazione comunale e un'altra causa comunque è dettata appunto da questo aumento dei prezzi che a volte è anche poco sostenibile e non dà marginalità alle attività economiche. Direttore, noi siamo qui in via Roma. Via Roma è una delle vie più importanti di Bassano del Grappa che porta, come vedete, proprio alla piazza centrale. Solo in questa via i negozi chiusi sono più di 5. Parlo con lei. Ci sono stati comuni come per esempio Treviso che l'amministrazione comunale è intervenuta in maniera diretta a supporto dei commercianti. Bassano del Grappa, l'amministrazione di Bassano del Grappa può fare qualcosa nel concreto? Ma allora, come amministrazione siamo già intervenuti in epoca Covid stanziando 800.000 euro circa di somme di avanzo di bilancio a sostegno delle attività economiche, dei commercianti, con un bando anche molto partecipato. Certo è che comunque il Comune deve fare i conti anche con le ristrettezze economiche e le ristrettezze di bilancio che coinvolgono anche la macchina amministrativa stessa, quindi a volte anche è difficile intervenire con interventi diretti, stanziamenti diretti, però ad esempio abbiamo un turismo che corre qua a Bassano con le mostre, con i vari eventi che ci sono stagionalmente, quindi un indotto indiretto che sicuramente aiuta le attività economiche. Ma nel pratico che cosa può fare l'amministrazione comunale per aiutare i commercianti? Ma l'amministrazione comunale nel pratico è quello che sta già facendo, può intervenire cercando di mantenere sempre attiva la città nei limiti di quello che gli compete e cercando appunto di non arrivare a uno spopolamento completo di un centro città che comunque mantiene la sua bellezza. Vediamo nei weekend, vediamo i parcheggi sempre pieni, comunque le vie sempre piene, nonostante purtroppo qualche attività economica cessi l'attività. Ci penseremo insomma, Assessore. Certo, sarà un compito nel nuovo bilancio. Ad oggi il bilancio che abbiamo chiuso è un bilancio comunque restrittivo che consente pochi margini di manovra. Vedremo poi con l'eventuale avanzo di amministrazione se ci saranno spazi per intervenire. Grazie all'assessore Marco Vidale. Direttore, da Bassano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Sharon Di Carlo e all'assessore. Restiamo a Bassano del Grappa perché c'è fibrillazione a dir poco in vista delle prossime amministrative dell'8, 9 e giugno. Si parla di un'alleanza tra la Lega e la nuova Democrazia Cristiana di Luigi D'Agrò e di quant'altro ancora. Sentiamo il commento di Ferdinando Garavello. Forse chi ha fissato per stasera la riunione finale delle forze di centrodestra per decidere il candidato sindaco di Bassano non ha guardato il calendario, altrimenti avrebbe visto che l'importante appuntamento casca nell'ultimo giorno di Carnevale e che da domani sarà già Quaresima. E allora, direte voi, allora il rischio di qualche brutto scherzo è sempre dietro l'angolo nella sera del martedì grasso. E ancora peggio, il rischio che qualcuno si debba cospargere il capo di cenere domani, come inizio di un periodo di Quaresima politica, si fa sempre più concreto. Pare infatti che, nonostante le rassicuranti dichiarazioni di unità di intenti e di buoni rapporti fra le parti, lo strappo fra Lega e Fratelli d'Italia sia ancora possibile se non si troverà la quadra questa sera. L'ultima riunione del centrodestra, tenutasi a Roma la settimana scorsa tra i referenti regionali dei partiti, aveva portato a una fumata grigia sul candidato bassanese, che in teoria dovrebbe essere della Lega, a fronte della cessione di Rovigo e di altri comuni veneti al partito di Giorgia Meloni, ma che in pratica non ha ancora una bandierina, volendo mettere giù un risico elettorale a pochi mesi dal voto. Anche il nome del candidato viene dato per certo, ma con fortissime perplessità locali. Il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco è dato in prima fila, però il veto di Fratelli d'Italia sarebbe tuttora presente, eppure alcuni forzisti locali hanno detto con Finco mai. E quindi qualcuno potrebbe spalancare quella porta che la rinata Democrazia Cristiana bassanese ha socchiuso qualche ora fa in un'intervista esclusiva andata in onda nei nostri telegiornali. Luigi D'Agrò ha fatto capire che con la Lega la DC potrebbe formare il cuore pulsante di un centro dalle grandi potenzialità, a patto che si sciolga il patto con Fratelli d'Italia. Fantasia? Neanche tanto a sentire le voci di corridoio, e di sicuro non è uno scherzo di Carnevale. Ma attenzione che da domani è già Quaresima.
Presentato ieri un emendamento della Lega nella Commissione Affari Costituzionali per consentire un terzo mandato a governatori e sindaci. È una svolta che potrebbe portare appunto ad un sì all'allungamento dei mandati. Intanto però continuano le schermaglie, soprattutto per quanto riguarda le Olimpiadi, tra il presidente Luca Zaia e il coordinatore di Forza Italia Flavio Tosi. In Veneto, diversamente dalla Lombardia, non si è lavorato bene rispetto alle procedure, perché se noi siamo indietro come il cucco vuol dire che qualcuno ha sbagliato qualcosa. Flavio Tosi lancia la sua offensiva contro i mega ritardi delle opere olimpiche dal quartier generale di Forza Italia a Padova e il rischio di fare la figuraccia evocata dagli ambientalisti che dalle parole degli ultimi mesi sono passati ai fatti e dietro l'angolo, perché i tempi per chiudere le opere necessarie allo svolgimento perlomeno delle gare sono risigatissimi. Che arrivare all'ultimo momento a fare una pista rimaneggiata a risparmio perché non sei stato in grado di fare le procedure nei tempi previsti, insomma non è una bella figura. L'altro aspetto è il dopo, bisogna pensare al dopo della pista, ragionare su Cordina con la certezza di un utilizzo intensivo e intenso anche dopo, perché altrimenti si prendono 120 milioni e si buttano dalla finestra. Dobbiamo fare strade, ponti, collegamenti, tangenziali, tutto quello che serve ai comuni, e quindi i soldi vanno spesi bene. Poco meno di 120 milioni di euro, tanto costerà alla fine la nuova pista a Ronco di Cortina, che nascerà sulle ceneri della storica Monti, il cui smantellamento è finito nel mirino della Procura di Belluno. Lunedì prossimo a Cortina dovrebbero partire i lavori della Pizzarotti. Ambientalisti e collettivi hanno annunciato proteste clamorose e sulla prima di sabato scorso a Venezia, oggi Zaia, più che sul dissenso, si è concentrato sul danno causato dal deturpamento del manifesto delle Olimpiadi. Non faccio polemica, penso che la protesta sia sale della democrazia, ci mancherebbe, anzi direi la sublimazione della democrazia, però è pur vero che deve essere fatta rispettando una regola: la tua libertà finisce dove inizia la mia. Sarà anche una roba da poco, come ho letto, ha detto qualcuno, ma comunque qualcuno dovrà essere pagato per andare poi a modificare un tabellone e qui delle spese ci sono. Quanto allo slogan che ha accostato il presidente Zaia alla tempesta Vaia. Vaia è stata un'autentica tragedia, aver avuto la fortuna di avere uno che ci ha creduto nelle trattative, aver portato a casa le risorse, oggi si può tranquillamente andare a vedere i cantieri, infatti non mi risulta che ci siano polemiche da parte dei cittadini. Da Palazzo Balbi 2 novità fresche di giornata. La prima, la Giunta stamattina ha indicato il proprio componente nella nuova governance di Simico e sarà la direttrice generale di CAV, Maria Rosaria Campitelli, a rappresentare il Veneto. La seconda, dal 20 al 22 febbraio la Commissione Olimpica del CIO sarà in Veneto per una serie di sopralluoghi tecnici sulle sedi di gara. Gli esiti saranno inviati a Losanna e forse a qualcuno cominciano a tremare le vene e i polsi. Rompe gli indugi Elena Donazzana, assessora al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto, e si dice pronta a candidarsi per le prossime europee. Io ho dato la mia disponibilità per essere candidata in Europa. Credo che le competenze che ho maturato facendo l'assessore di questa terra, che è la più bella del mondo per me, di una grandissima vivacità imprenditoriale, io l'abbia conosciuta, interpretata e oggi possa difenderla. Pronta a difendere il Veneto e le sue imprese anche in Europa, dice Elena Donazzan, di fatto già in campagna elettorale in vista dell'Election Day di giugno, destinazione Bruxelles. Il curriculum non fa difetto, 19 anni da assessore regionale, nella capacità di attrarre voti, quasi 11.000 le preferenze agguantate nel 2020, quando Fratelli d'Italia era circa il 5%. Manca solo l'ufficializzazione con la diretta interessata che parla del lavoro svolto a Palazzo Balbi e allarga l'orizzonte. Ma anche oggi in un contesto che è quello europeo, che tanto invade la nostra terra con le sue regole spesso distanti dal tipo di impresa che abbiamo, dal tipo di vita che noi viviamo e dalla cultura che noi abbiamo ereditato. E quindi essere presenti in quel contesto oggi per gli italiani e per i veneti è fondamentale. In attesa di capire se capolista sarà la Premier Meloni, variabile tutt'altro che secondaria, i Fratelli d'Italia si preparano a fare il pieno. Solo nella circoscrizione nord-est, che oltre al Veneto conta Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, potrebbero scattare fino a 5 seggi, cosa che un tempo capitava solo alla Lega. Oltre a Donazzan si fa il nome del veronese
veronese Daniele Polato, oggi capogruppo in regione. Fuori dai giochi sarebbe Sergio Berlato, che tra l'altro non compare nella foto diffusa da Adolfo Urso qualche sera fa. Una cena per tanti ma non per tutti, condita da sorrisi e dichiarazioni distese. Presenti i pesi massimi del partito, compresi Donazzan e Luca De Carlo, dati anche a più riprese come possibili candidati governatori nel 2025, ma è chiaro che uno esclude l'altro. Bruxelles serve a pesarsi, ma è Venezia il vero obiettivo. Dicevamo del fermento a Bassano del Grappa per le prossime amministrative, ci saranno anche le europee l'8 e il 9 giugno, ma ovviamente martedì grasso, carnevale, sentiamo i bassanesi, poi dovremmo riuscire ad andare a Treviso dove c'è Lucio Zanato sempre per il carnevale. Sentiamo i bassanesi. Oggi che è l'ultimo di carnevale avete comprato delle frittelle o dei crostoli? No, erano finite nel negozio dove sono stata. Ma lei ha visto i prezzi, come li trova? Sono cari, sì. Anche rispetto all'anno scorso sono aumentato ulteriormente? Sì, direi di sì. Si ricorda quanto costa una frittella grande? 2 euro, 2,50 quelle grosse. Secondo lei i prezzi sono giusti oppure sono esagerati, anche dei crostoli. Se ne ricorda uno quanto costa una frittella? No, la frittella no, però un vassoietto di crostoli qua vicino l'ho pagato a 9,50, al supermercato 4,80. Le compro, ma preferisco farle io in casa, perché mi piace assaggiare magari le diverse qualità di frittelle. Ha pensato quanto le costa farle in casa, insomma, al di là poi del tempo? Ma la costa pochissimo, perché la farina comunque costa, quanto costerà? 90 centesimi, 1,20 euro. Che ci metti le uova, che le prendi al contadino, ti costano pochissimo, 3 euro di 10 uova. Quindi ci vuole veramente pochissimo da farle. Noi abbiamo una pasticceria, quindi... va bene. Ma quanto le vendete le frittelle? Più o meno a 2 euro. 2 euro, sì. Quelle grandi? Quelle grandi, quelle piccole dipende dal peso. È un prezzo medio? Sì, un prezzo medio. Comunque sono fatte a mano, artigianali, quindi lavorazione c'è. Buone sono sicuramente, ecco. Ci sono però suoi colleghi che le vendono molto più care come prezzo. Più care, ma noi rimaniamo nella tradizione sia a livello di prezzo sia a livello di lavorazione. Adeguato proprio no, ma insomma... Sono carissime. Sono carissime, sì. Però c'è il lavoro, se è fatto bene c'è il lavoro, quindi se merita, non è che il prezzo è relativo. Adesso andiamo a casa a farle. E lei le fa in casa e quanto spende? Sì, molto meno di sicuro. E Alex Giuliano aveva fatto incetta di crostoli a Bassano del Grappa, per cui Chiara Gaiani si è spostata a Marostica. Andiamo adesso a Treviso per il carnevale da Lucio Zanato. Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Allora, siamo pronti per affrontare la grande sfilata di martedì grasso qui a Treviso. Pensate, sono attese 60-70 mila persone, 25 tra carri e gruppi quelli che sfileranno con partenza dalle ore 14 e 15 da Piazzale Burchiellati. Per chi vuole venire, attenzione, dalle 13 città chiusa, nel senso centro storico si può uscire ma non si può entrare, e fino alle 19 non se ne parla perché ovviamente, come dire, il potere passa a Re Carnevale. Allora siamo qui nell'atrio di Cassugana, dove il sindaco Mario Conte ha deciso di abdicare almeno per un po' di ore, vero sindaco? Questa giornata è totalmente dedicata al carnevale, alle maschere, alle famiglie, ai bambini, al divertimento e anche agli scherzi, e quindi io voglio far parte di questa festa e lascio le chiavi della città al Re Carnevale, che sarà anche responsabile. Quindi, cari cittadini, se dovete dire parole a qualcuno, prendetevela con Re Carnevale. Allora diamoglielo al Re Carnevale e andiamo a conoscere anche la regina del Carnevale, anche perché il Re Carnevale, come dire, si prende le chiavi. La regina che ha 23 anni sta a guardare, è una bella responsabilità per voi. Certo, è un onore. Ecco qua. Re Carnevale adesso? Re Carnevale adesso passa le chiavi, perché con tutte le famiglie comanda le regine. Ecco.
E questo è, diciamo, il passaggio ufficiale. Allora, però l'ultima parte, direttore, se mi permetti, la facciamo con l'imperatore Carnevale di Treviso, ovvero con Giancarlo Gentilini, che non può mancare a questa sfilata. Però lui dice: io oggi faccio il serio, perché se esiste un re Carnevale e ha l'obbligo di gestire la sicurezza, lui da sceriffo, che è sempre, come dire, operativo, sempre abile e arruolato, non va mai in quiescenza. Facciamo vedere la stella. Ecco la stella del North Carolina. Ecco, giusto per dire che la sicurezza, re Carnevale o non re Carnevale, sindaco o non sindaco, è garantita dal nostro Giancarlo Gentilini. Direttore, a te la linea. Sindaco Gentilini, a presto. Grazie Lucio, grazie molto, grazie, buon lavoro. Allora andiamo in pubblicità, poi avremo Diego Basso, direttore d'orchestra, per una grande serie di concerti sui Queen, e avremo anche Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. A tra poco, grazie. Nuovo in diretta con ospite in studio il maestro Diego Basso. Buongiorno maestro, grazie molte per essere con noi. Grazie molte, parleremo di Diego Basso Plays Queen, per tutti gli appassionati di Queen, dei concerti fantastici. Intanto saluto e ringrazio anche l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare. Buongiorno onorevole. Buongiorno, grazie direttore, buongiorno a lei e al maestro in studio. Buongiorno, buongiorno. Le piacciono i Queen, Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, tutti dei grandissimi successi, no? Grandissimi artisti e sono una fan, quindi mi aggiungo alla numerosa platea che segue questi artisti fantastici. Bene, infatti parte il 28 febbraio da Jesolo questo tour su un Diego Basso Plays Queen, maestro, con l'orchestra ritmica sinfonica che lei ha creato nel 2004, se non ricordo male, no? Ma sì, allora è un concerto particolare dove noi faremo la musica dei Queen a 360 gradi. Avremo anche il soprano Claudia Sassoro per fare i duetti di Freddie Mercury e Montserrat Caballé. A Jesolo avremo anche come guest Steph Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, che adesso ha appena fatto Sanremo con il Volo facendo i Queen. Quindi è un progetto molto particolare, 40 elementi tra coro e orchestra, e quindi Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, le voci di Art Voice Academy, tutto dal vivo, quindi l'orchestra, il coro, i coristi, quindi faremo anche Bohemian Rhapsody, che è questo grandissimo brano scritto da Freddie Mercury. Quindi questo è un po' un progetto che poi toccherà varie tappe, diciamo, in Italia. Saremo l'8 marzo a Montecatini, il 9 a Vercelli, il 12 saremo a San Marino, il 15 a Mantova e il 17 ad Assisi, per poi riprendere il tour a ottobre toccando molti altri teatri italiani, tra i quali l'Ariston, il Gaber di Milano, Brancaccio di Roma, insomma, Torino, Bologna. Ecco, faremo un po' questo mondo. Un mondo che mi appartiene un po' perché ho avuto la fortuna di lavorare con Marc Martel, che è stato colui che ha cantato nel film dei Queen, quindi ho fatto un concerto con lui e poi ho fatto una produzione come direzione artistica insieme a Brian May, il chitarrista dei Queen. Quindi ho avuto la fortuna di conoscere questi straordinari artisti con il quale ho collaborato, e quindi mi hanno dato anche questa grande forza e ispirazione per portare questo progetto, dove c'è la band rock, la musica, insieme alla musica sinfonica. Ma perché? Perché Freddie Mercury era molto legato all'opera. Lui andava molte volte poteva andare all'opera, ci andava e scriveva in modo molto particolare. Brian May ha fatto anche il solo in questo pezzo, dove c'è un tenore veneziano che canta, Luca Minelli, e un duetto con Kerry Ellis, dove il produttore di Kerry Ellis è Brian May. Lui ha fatto anche il solo, abbiamo lavorato insieme per più di 3 mesi, dove lui proprio veramente ama gli archi, ama l'orchestra sinfonica, e diceva lui, secondo lui la chitarra è proprio un'estensione del violino.
quindi è legatissimo alla sinfonica. E quindi, tra l'altro ha cantato anche con Montserrat. Sì, con Montserrat Caballé. Difatti abbiamo Claudia Sasso per fare i duetti, quindi da Barcellona a altri duetti del disco che ha fatto Freddie Mercury con Montserrat Caballé. Allora abbiamo visto delle immagini, sentiamo anche un brano, sentiamo. Grazie a Francesco Ceroni in regia con Andrea Basso. Sentiamo. I pay my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And by mistakes, I might have few. I have my sins and keep on my faith, but I've been true. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions, we are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. Allora, We Are the Champion, brano che potrebbe cantare Alessandra Moretti se dovesse essere rieletta al Parlamento europeo. Esatto, sarà la canzone che canterò se dovessi essere rieletta a giugno. Però volevo chiedere al maestro le tappe in Veneto, perché io vado a sentirlo. Certo. Allora, in Veneto siamo qui, il 28 di febbraio siamo qui a Jesolo, al Palaturismo. È la tappa veneta. Poi forse a ottobre torneremo a Padova al Palageux, ma non è ancora definita. Quindi per ora ne abbiamo fatte l'anno scorso diverse tappe in Veneto, quest'anno insomma stiamo andando verso l'Italia, insomma, vogliamo un po' provare questa esperienza di portarlo in giro per l'Italia. La seguirò anch'io allora. Grazie. Ma noi abbiamo fatto insieme delle cose, si ricorda, a Vicenza? Infatti io ero direttore d'orchestra quando è venuto Ron, abbiamo fatto quelle bellissime esperienze in Piazza dei Signori a Vicenza. Esatto. Mi ricordo molto bene di questa bellissima esperienza fatta con la grande orchestra, con grandi artisti. Onorevole Moretti, che musica sta suonando il Parlamento europeo? Allora, guardi, è una fase delicata, nel senso che lei sa che noi stiamo concludendo questa legislatura straordinaria. È stata una legislatura in cui credo abbiamo visto di tutto, perché dalla Brexit al Covid, alla guerra in Ucraina e poi adesso al conflitto in Israele e Palestina. Insomma, una legislatura che non ci ha fatto mancare nulla, una legislatura in cui il Parlamento si è impegnato moltissimo, la delegazione italiana dei parlamentari è stata molto presente perché sono stati molti i file che abbiamo seguito, dalla lotta al cambiamento climatico alla tutela, diciamo, dell'indipendenza energetica, a tutto il tema che riguarda il salario minimo europeo, i diritti dei cittadini, ma poi soprattutto l'impegno sulla salute. Lei sa che su questo io mi sono molto battuta per arrivare ad una Unione Europea della Salute in cui l'Europa abbia più competenze in questa delicata materia che tocca, diciamo, ognuno di noi nell'esperienza anche più vicina. È chiaro che abbiamo avviato il primo piano europeo di lotta al cancro, abbiamo avviato la strategia contro possibili future pandemie, un grande lavoro sulla prevenzione rispetto a certe malattie e poi garantire una sanità pubblica accessibile per tutti a dei costi umani e soprattutto priva di quelle lunghe liste d'attesa che vediamo aumentare in maniera esponenziale anche in Veneto. Ecco, onorevole Moretti, giovedì ci sarà una grande manifestazione degli agricoltori con i trattori in Prato della Valle
a Padova. Lei ha sempre seguito molto da vicino l'agricoltura e questa protesta. Quanto stanzia ogni anno l'Europa per il comparto agricolo? Guardi, direttore, l'Europa stanzia 1/3 del proprio bilancio ogni anno in favore dell'agricoltura. Noi stanziamo 60 miliardi l'anno, di cui 8 miliardi vanno al nostro paese. Quindi c'è una grande attenzione, una grande sensibilità rispetto alle politiche agricole. Io credo che sia sbagliato dire che queste proteste siano contro il piano europeo per la lotta al cambiamento climatico, perché le prime vittime purtroppo del cambiamento climatico, dalla siccità alle alluvioni, sono proprio gli agricoltori, e quindi quella della battaglia per il clima è una strada ormai tracciata. Dobbiamo però arrivarci con intelligenza e con equilibrio, ed è questo il motivo per cui l'Europa, per esempio, ha agevolato alcuni settori dell'agricoltura contro alcuni provvedimenti, per esempio sugli imballaggi, consentendo cioè ad alcol, vino, parmigiano, alcuni tipi di verdura, il fatto di poter essere per esempio imballati in prodotti riciclabili e non soggetti al riuso. Oppure abbiamo per esempio stabilito una lotta e una battaglia contro il sottocosto, cioè per tutelare proprio i prezzi, perché gli agricoltori sono purtroppo vittime della grande distribuzione. Abbiamo fatto una norma che potrebbe agevolarli. Il problema è che è stata una norma recepita da Francia e Spagna, il governo italiano deve ancora recepirla. Credo che questo per esempio potrebbe essere un passo importante da fare rispetto appunto agli agricoltori. Non dimentichiamoci poi le grandi battaglie contro il Prosek, abbiamo battagliato contro il Nutri-Score, il sistema di etichettatura, abbiamo difeso le DOP, quindi i prodotti diciamo di origine controllata, sono tantissimi quelli italiani. Insomma, il lavoro che abbiamo fatto è stato importante, evidente, e soprattutto abbiamo tenuto un filo aperto, costante di comunicazione con i rappresentanti degli agricoltori, Confagricoltura e Coldiretti in primis. Il governo Meloni cosa potrebbe fare di più? Perché c'è un accordo per esenzioni dall'IRPEF, altre misure? Beh, io credo che innanzitutto questa dell'IRPEF sicuramente potrebbe poi recepire la norma europea sul sottocosto proprio per combattere lo sfruttamento in alcuni settori in particolare che la grande distribuzione fa rispetto appunto ai produttori. Potrebbe secondo me anche da questo punto di vista agevolare il costo del gasolio. Sappiamo che molti di quei trattori che stanno diciamo nelle piazze europee sono stati acquistati per esempio grazie ai fondi europei, però poi quei trattori devono essere alimentati, il costo del gasolio è molto alto, si potrebbero fare dei provvedimenti anche su questo per agevolare il comparto. Molto chiara, molto chiara. Tanto poi l'Europa è percorsa anche da preoccupazioni, più che preoccupazioni, situazioni allarmanti come quella della guerra tra Israele e Hamas che potrebbe avere sviluppi imprevedibili e gravissimi, e quindi la necessità di trovare un accordo, di trovare comunque arrivare a una tregua. Cosa che auspicava Freddie Mercury in un altro brano notissimo che era Somebody to Love. Sentiamo. Can anybody find me somebody to
nostra ritmica sinfonica del maestro Diego Basso in tour iniziando dal 28 febbraio da Jesolo. Maestro, certo quello che impressiona nei Queen è il fatto che riescono ad avere degli effetti straordinari, pur essendo c'è Brian May, c'è il piano di Freddie Mercury, c'è la batteria, poi ovviamente in registrazione si fanno, però davvero un gruppo molto... Ma no, ma loro nascono come band, sì. Però poi come band però hanno inserito, intanto c'è una scrittura molto bella, una scrittura molto che si adatta anche alla musica sinfonica, una musica rock sinfonica. Poi c'è tutto un lavoro sui cori. Loro sono fenomenali e fantastici e loro, essendo in 4, molti cori sono fatti raddoppiando con le sequenze a quel tempo lì, no? Tipo Bohemian Rhapsody. Però abbiamo dei musicisti straordinari, cioè di fondo, c'è questo, la sostanza è quella, i temi. Molti dicono ma i Queen, però i Queen, oggi stiamo cantando i Queen. E io gli dico che la gente canta i Queen. Quando tu canti We Are the Champion, Want to Live Forever, cioè esplode, la platea esplode e cantano la canzone, la conoscono tutti. Quindi questa è la grande forza di questo gruppo, no? Che comunque sono diventati dei classici. I Queen li vedono tutti, sono dei classici, sono come un po' in Italia quello che sono i Pooh. Sì, ecco, sono dei classici, quindi diventa tutto completamente semplice. La gente dice il nome Queen risuona dal ragazzo alla persona adulta. Sono come nella musica classica un Beethoven, Mozart. Poi vai a vedere Salieri, è forte, però è un po' all'ombra di Mozart. Cioè i Queen hanno questa forza di essere un nome che è altisonante in tutte le persone che tu incontri, parli dei Queen e conoscono tutti. Maestro, poi è una grossa responsabilità trovare chi può arrivare ai livelli di Freddie Mercury. Devo dire, a sentirlo adesso ha trovato un solista straordinario. Allora, le dico, noi sicuramente nessuno può cercare di arrivare vicino a Freddie Mercury. Infatti alcuni brani nel nostro repertorio vengono cantati anche da donne, perché lui aveva un'estensione talmente importante, talmente grossa, che stanno bene anche cantate da una voce femminile. Allora noi avremo questa alternanza tra Manolo Soldera, che è il ragazzo che interpreta un po', no? Queste parti particolari, che ha una bella estensione e anche è abbastanza dentro al brano quando lo canta, ma si alterneranno con Sonia Fontana, con Barbara Lorenzato, Claudia Ferronato, Anna Danieli, che sono altri coristi che noi vediamo anche adesso in TV, e faranno delle parti da soliste, quindi non vuole essere, la nostra non vuole essere una cover band, vogliamo fare una reinterpretazione del mondo Queen secondo una mia visione, restando fedele armonicamente come stesura ai brani dei Queen. Questo è un po' il mio progetto, la mia idea, e mettendo la grande orchestra e 8 coristi che fanno quello che i Queen hanno fatto in 4, noi lo facciamo in 8 perché possiamo farlo tutto dal vivo. Certo. È straordinario, ho visto commenti entusiastici per chi è già stato ai concerti del maestro Basso. Onorevole Moretti, a parte le europee, quale sarà lo spartito del PD secondo lei in vista delle regionali? Qui si parla di candidature, di terzi mandati sì, terzi mandati no, insomma ovviamente è un momento anche per il Veneto decisamente importante. Guardi, sì, io credo che sia un momento di svolta, perché chiaramente se a Luca Zaia non verrà data la possibilità di fare il 4º mandato, perché Luca Zaia ne ha già fatti 3 di mandati, è chiaro che si apre una possibilità anche per il centro-sinistra. Noi abbiamo in testa una campagna elettorale che sia basata fondamentalmente su delle proposte che riguardano in primis la salute. Quindi è chiaro che la situazione della sanità pubblica anche in Veneto è drammatica, medicina territoriale che non riesce a dare le risposte adeguate, lunghe liste d'attesa e tante persone che rinunciano purtroppo a curarsi perché il privato costa di più e non tutti possono permetterselo. Poi certamente il tema del lavoro, che non è tanto l'occupazione, ma che il salario sia un salario giusto, equo, perché c'è un aumento della povertà salariale ed è per questo che la battaglia sul salario minimo era per noi una battaglia molto importante.
E poi il sostegno all'impresa, alla piccola e media impresa, alla microimpresa, perché il tessuto economico del Veneto è fatto soprattutto di partite IVA, è fatto appunto di imprese molto piccole che hanno bisogno di essere sostenute, che hanno bisogno di essere messe in rete tra loro. E lei prima accennava ad un tema, direttore, che mi sta molto a cuore, che è quello della guerra sia in Ucraina, che abbiamo visto ha determinato un aumento per esempio esponenziale dei prezzi del gas, dell'energia, e se non ci fosse stata l'Europa a trovare delle strade alternative per rendere l'Europa indipendente dal punto di vista energetico anche dal gas russo, ci saremmo trovati in guai molto molto seri anche per le nostre aziende. Però lei prima citava il tema della Palestina e di Israele. Guardi, il dramma che si sta consumando lungo la striscia di Gaza, che ormai non c'è più, non esiste più, è terribile. Come parlamentari europei noi abbiamo espresso tutta la nostra solidarietà al popolo di Israele, anche se abbiamo duramente condannato Netanyahu, che è un governatore che in questi anni ha alimentato solo l'odio. Ma guardi, io ho dei dati ultimi che mi sono arrivati stamattina sulla scrivania che dicono che sono già 28.000 i palestinesi ammazzati, e di questi 28.000 il 70% sono donne e bambini. Ogni 2 ore vengono uccise delle madri a Gaza che lasciano soli dei bambini, e ci sono oltre 70.000 feriti che non riescono ad accedere a servizi di cura. 1.700.000 persone sono state forzate a lasciare Gaza, a lasciare le proprie case. Sono quindi 1.700.000 su 2.200.000 le persone che non hanno rifugio, e quindi la crisi umanitaria è terribile. Come Europa stiamo chiedendo il cessate il fuoco immediato. Purtroppo Netanyahu continua la sua battaglia, che è più una battaglia personale contro Hamas, perché Hamas sicuramente va sterminato, va annientato, ma qui si stanno portando avanti dei massacri di civili, tra queste, ripeto, donne e bambini, che sono assolutamente inaccettabili. Anche la guerra ha le sue regole, e purtroppo Israele sta violando tutte queste regole, e noi siamo molto molto preoccupati, perché ovviamente la crisi umanitaria e la tragedia che si sta consumando in quelle terre è altissima, con la conseguenza anche di non riportare a casa gli ostaggi che Hamas sta trattenendo e che invece dovrebbero essere una delle priorità del governo di Netanyahu. Esatto. E su questo l'onorevole Moretti si è espresso allo stesso modo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto stamattina che Israele sbaglia, reazione sproporzionata sui civili. Ci fermiamo qui un minuto per la pubblicità e poi torniamo di nuovo a Focus TG con l'onorevole Alessandra Moretti e il maestro Diego Basso. State con noi. Maestro Diego Basso con i Queen, un tour in tutto il Veneto e poi nel resto del paese. Vediamo un altro brano dell'orchestra ritmica sinfonica diretta da Diego Basso. Vediamo Hammer to Fall.
Insomma, il tempo è tiranno, ci piacerebbe ascoltarli tutti i brani dei Queen dell'Orchestra Ritmica Sinfonica di Diego Basso. A marzo Lucio Dalla, maestro? A marzo Lucio Dalla, dal Teatro Ariston di Sanremo. Quindi sarà il primo concerto dopo il festival e riporterò la voce di Lucio Dalla sul palcoscenico dell'Ariston. Vi dico questo, qualcosa di eccezionale, perché abbiamo fatto un concerto ad Arzignano con Lucio Dalla e dopo 10 anni sono riuscito a trovare la voce pulita e su quella ci ho costruito un'orchestrazione. Quindi la vera e propria voce. La voce di Lucio Dalla, che non è su nessun disco, è di un live che ha fatto con me. Quindi lui canterà e l'orchestra seguirà la voce, il contrario. Non il cantante che canta sull'orchestra, ma l'orchestra suona sul cantante. Avremo anche Marcello Balestra, che è stato per 30 anni fianco a fianco a Lucio Dalla, che racconterà delle cose particolari, degli aneddoti di come sono nate le canzoni, di perché sono nate le canzoni, dei titoli, perché sono adesso, si chiama Anna e Marco, ma si chiamava prima in un altro modo. Quindi sarà veramente uno spettacolo particolare dall'Ariston di Sanremo, l'Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana, le voci di Art Voice Academy, sempre i nostri straordinari solisti, e Marcello Balestra che racconterà un po' Lucio Dalla in una versione totalmente nuova, totalmente diversa, e dove porterò la voce di Lucio Dalla. Quindi ringrazio anche la famiglia di Lucio Dalla e la Sony che ci hanno permesso di portare questi, e farà 2 brani. Quindi il 22 marzo chi vuole può venire all'Ariston di Sanremo per vedere questo concerto, nuovo progetto su Lucio Dalla. Fantastico, maestro, grazie molte, davvero. Grazie a voi. Grazie molte. Alessandra Moretti, in fondo anche il Parlamento europeo può essere considerato un'orchestra, no? Ogni tanto c'è qualche stecca o forse diverse. No, diciamo sì, ogni tanto c'è qualcuno che stona, diciamo, ecco. Però è bella l'immagine del Parlamento europeo come un'orchestra, credo che sia proprio così. 705 elementi, gruppi politici diversi, che però penso che a differenza di quanto succede a Roma, noi qui cerchiamo di fare veramente squadra. Ora ci sono delle questioni che ci vedono molto distanti con con alcuni gruppi politici, penso per esempio al tema dei diritti, penso al tema delle libertà. Pensiamo alla battaglia che stiamo facendo come Partito Democratico, per esempio, contro Orban, il presidente dell'Ungheria, che tratta l'Europa come un bancomat, salvo poi calpestare i valori su cui l'Europa si fonda. Però su tante altre cose invece marciamo uniti, nel senso che con le opportune differenze riusciamo però a produrre una legislazione che sia il più possibile vicina a quelli che sono i bisogni poi dei cittadini. Quindi io credo che le prossime elezioni europee dell'8 e il 9 giugno siano molto importanti, direttore, perché noi andremo a scegliere quale Europa vogliamo costruire per il futuro. Io credo che i cittadini europei vogliano più Europa, un'Europa capace anche di migliorarsi, di cambiare rispetto alle cose che ancora oggi non funzionano, però dovrebbe essere quella futura una legislatura costituente per arrivare veramente agli Stati Uniti d'Europa, abolire per esempio l'assurda regola del veto, dell'unanimità che blocca tantissime questioni, innovazioni, portare avanti appunto una competenza più forte dell'Europa in materia di salute, in politica estera, nella difesa comune. Ecco, se noi vogliamo un'Europa forte, sicuramente non dobbiamo essere e avere un'idea egoistica, ma dobbiamo sempre, come fanno le orchestre, suonare insieme, perché insieme si è più forti. Pensiamo a quello che sarebbe successo se fossimo stati da soli come paese a gestire il Covid o a gestire i prezzi dell'energia dopo la guerra in Ucraina. Ecco, io credo che dobbiamo, far capire agli italiani e ai veneti che andranno a votare che abbiamo bisogno di persone competenti in Europa, che restino in Europa per studiare, per portare avanti le istanze dei territori, perché con la propaganda ovviamente non si ottengono i risultati che invece in questa legislatura siamo riusciti ad ottenere stando nei tavoli in cui si decidono le questioni più urgenti.
Grazie molte all'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. A presto e buon lavoro. Grazie direttore, grazie a lei e al professor Basso. Grazie. Arrivederci. Diego Basso con tutto quello che ci ha raccontato e che sicuramente susciterà l'entusiasmo di un pubblico affezionato che lo segue spessissimo e lo seguirà anche con questi concerti straordinari dei Queen che molti hanno già visto, hanno già apprezzato, quindi maestro. Sì, siamo molto contenti perché la gente ci segue, il pubblico ci segue e questi progetti poi, molti dicono l'orchestra, spostare un'orchestra, lavorare con l'orchestra, ma è la bellezza dell'imponenza, no? Perché l'orchestra ti dà questa grande imponenza, questo suono importante fatto da archi, fiati, legni, dalle voci, cioè è qualcosa di diverso di ascoltare una band, con tutto rispetto per tutti, però sono eventi unici che sono, diciamo, importanti anche da sostenere, però voglio dire, il pubblico che viene, chi viene ad ascoltare, ascolta qualcosa di unico, su questo sì. Non c'è dubbio, grazie molte, grazie maestro, grazie a voi. Grazie a Fabrizio, grazie, oggi ci sono Francesco Ceronna e Andrea Basso in regia, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, buona giornata.